Benvenuti all'edizione del telegiornale di Telemare di mercoledì 14 marzo 2018. Apriamo con un focus sugli ultimi provvedimenti che l'amministrazione regionale sta prendendo prima della fine della legislatura. È stato presentato al Consiglio regionale un disegno di legge per destinare i 120 milioni di euro resi disponibili dal protocollo d'intesa tra Stato e Regione. Il Presidente della Prima Commissione ha illustrato al Consiglio regionale il disegno di legge che destina ai diversi capitoli del bilancio regionale le risorse che si sono rese disponibili al seguito del protocollo d'intesa sottoscritto da Stato e Regione lo scorso gennaio per un importo di 120 milioni di euro. Il protocollo revisiona il precedente, datato 29 ottobre 2010, e interessa i contributi alla finanza pubblica per gli esercizi 2018 e 2019. Stato e Regione hanno concordato una riduzione di 120 milioni per il 2018 e di altrettanti per il 2019 del contributo alla finanza pubblica che era stato fissato nel 2010, che in ciascuna annualità diminuisce così da 370 a 250 milioni. I 120 milioni disponibili per il 2018 vengono allocati nel disegno di legge in 12 articoli, i primi 8 dei quali organizzati in macro aree che contengono una parte di autorizzazioni di spesa e una parte tabellare comprensiva di rifinanziamenti e definanziamenti in diversi settori di intervento. Una prima parte delle poste a bilancio possono essere considerate spese sostanzialmente obbligatorie. Alla Protezione Civile vanno 3 milioni e mezzo di euro, alla Direzione Generale Procedure Informatiche 2 milioni e 100 mila euro, 3 milioni al Provveditorato, 1 milione e mezzo per le spese obbligatorie, 400 mila euro alle finanze e 12 milioni e 700 mila euro per il ripristino di fondi PAC per consentire progettazioni già avviate. Vi sono poi poste che possono essere definite scelte vere e proprie e sono attività produttive con 16 milioni e 200 mila euro, 8 milioni all'agricoltura, 6 milioni e 500 mila euro al lavoro e formazione, 5 milioni e 300 mila euro all'ambiente, 10 milioni e 300 mila euro alle infrastrutture, 46 milioni e 300 mila euro alla sanità, 4 milioni e 200 mila euro a cultura e sport e 100 mila euro a caccia e pesca. Rispetto al disegno di legge presentato dalla Giunta, in Commissione sono stati approvati alcuni emendamenti che, senza stravolgere il testo, hanno introdotto nuove disposizioni, le più significative delle quali in materia di istruzione, lavoro e politiche giovanili, salute e protezione sociale. Come considerazioni finali, il relatore Liva ha ribadito come questo provvedimento altro non sia che il completamento della legge di stabilità per la parte di risorse che con quella legge erano state parcheggiate in attesa di poterne disporre a patto sottoscritto. È stata confermata anche per il 2018 la mobilità in deroga nell'area di crisi industriale complessa di Trieste. Ai lavoratori licenziati nell'area di crisi industriale complessa di Trieste potrà essere concessa anche per il 2018 la mobilità in deroga. Ciò è quanto è stato condiviso con le parti sociali su proposta dell'assessore regionale competente Loredana Panariti nel corso dell'ultima riunione del tavolo regionale di concertazione. Il trattamento potrà essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi. La decorrenza è ricompresa fra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre dello stesso anno, necessariamente senza soluzione di continuità, con un precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga in corso alla data del 1 gennaio 2017, anche a seguito della precedente concessione dell'indennità definita dall'intesa regionale siglata il 23 ottobre dello scorso anno. Per accedere all'indennità è necessario aver perso la propria occupazione in una delle aziende presenti nell'area di crisi industriale complessa di Trieste e risultare disoccupati alla data di presentazione della domanda di trattamento di mobilità in deroga. L'istanza può essere presentata da quanti abbiano esaurito nel periodo ricompreso fra il 31 dicembre 2017 e il 30 dicembre 2018 il percepimento del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Gli interessati, ai quali è richiesta l'iscrizione e la partecipazione regolare ai percorsi di politica attiva del lavoro, non devono inoltre aver maturato i requisiti per la pensione anticipata o per la pensione di vecchiaia. La domanda per il trattamento di mobilità in deroga deve essere presentata all'INPS provinciale anche per il tramite dei patronati, esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dalla scadenza del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Esclusivamente per le lavoratrici e i lavoratori il cui precedente trattamento sia scaduto nel periodo compreso fra il 31 dicembre 2017 e il 12 marzo 2018
La domanda di mobilità in deroga deve essere presentata all'INPS provinciale anche per il tramite dei patronati esclusivamente in via telematica entro il 14 maggio 2018. L'indennizzo che la NewCo dovrà versare ad Autovie Venete non comporterà esborsi a carico dei bilanci dei soci pubblici. Dopo che le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto avranno ottenuto la concessione trentennale per la gestione della rete autostradale, ora di competenza di Autovie Venete e in prospettiva della società Autostrade Alto Adriatico SpA, la disponibilità della liquidità necessaria a indennizzare Autovie Venete da parte della NewCo non comporterà esborsi a carico dei bilanci dei soci pubblici, ma solo eventualmente il supporto di garanzie regionali, strumentali all'accesso al credito bancario a favore della nuova società. Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle finanze Francesco Peroni in risposta ad un'interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere Alessandro Colautti. Nella risposta, Peroni ha richiamato l'iter che ha portato alla costituzione della NewCo, avviato con la sottoscrizione nel gennaio 2016 di un protocollo d'intesa tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i quali hanno ritenuto di demandare ad un soggetto pubblico la gestione e la realizzazione degli interventi sull'infrastruttura viaria autostradale, scaduta il 31 marzo 2017, attribuita a suo tempo alla società Autovie Venete SpA. Con quell'accordo si era stabilito di avviare un percorso che consentisse al Ministero di affidare la concessione autostradale ad una società in-house. L'assessore ha quindi evidenziato che l'attuazione di questo complesso percorso ha registrato il succedersi di disposizioni normative che hanno modificato alcune impostazioni iniziali. Una legge del dicembre 2017 ha infatti stabilito che la concessione vada affidata non direttamente alla società in-house, bensì alle due regioni, peraltro autorizzate ad avvalersi nella gestione della concessione proprio di una società in-house, purché interamente pubblica. Il Ministero ha quindi stabilito che tutte le procedure connesse alla stipula della convenzione vadano chiuse entro il 31 dicembre 2018. Secondo Peroni, la nuova società in-house dovrà comunque affiancare le regioni anche in questa fase iniziale, volta all'ottenimento della sottoscrizione della concessione. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari dell'operazione, Peroni ha spiegato che una volta sottoscritta la relativa convenzione di durata trentennale, incomberà sulla nuova società in-house l'onere connesso al pagamento dell'indennizzo di legge al concessionario uscente, Autovie Venete SpA. A tal fine, essa potrà ricorrere direttamente al mercato finanziario per procurarsi le risorse necessarie. Per Peroni si tratta di un obiettivo tutt'altro che problematico a conseguirsi, tenuto conto delle caratteristiche e della durata della futura concessione autostradale. In sostanza, da questo percorso di accesso alla liquidità da parte della nuova società non sono prevedibili esborsi a carico dei bilanci dei soci pubblici, ma solo eventualmente il supporto di garanzie regionali. Peroni ha concluso spiegando che su un distinto binario si incanalerà la fase autonoma di liquidazione di Autovie Venete, la quale, in conformità alla disciplina civilistica, vedrà distribuire quanto spettante ai soci. Secondo il rapporto annuale dell'ARPA, lo stato dell'ambiente in Friuli Venezia Giulia è buono ed è in miglioramento. Il direttore generale di ARPA, Luca Marchesi, ha sintetizzato il quadro regionale dell'ambiente che emerge dal rapporto FVG 2018, presentato a Trieste dall'assessore regionale all'ambiente ed energia Sara Vito, dichiarando che in Friuli Venezia Giulia lo stato dell'ambiente è buono e in miglioramento e i punti critici che ancora esistono sono conosciuti. L'Agenzia, come ha rilevato Marchesi, è in grado, per capacità sia tecnologiche sia valutative, di individuare quali sono i problemi, che consistenza hanno e che tipo di azioni bisogna mettere in campo per risolverli. Il rapporto, in origine cartaceo, è disponibile anche sul sito dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente www.arpa.fvg.it. Cambiamenti climatici e biodiversità. L'innalzamento della temperatura e del livello del mare in Friuli Venezia Giulia sono già realtà indiscutibili, così come l'espansione delle specie aliene, provenienti dai paesi tropicali, a scapito di quelle autoctone, anche a seguito della maggior presenza di pollini in atmosfera per la specie di nuovo insediamento. Per quanto riguarda la qualità dell'aria, vanno scomparendo gli inquinanti tipici degli anni 80-90, ossidi di azoto, biossido di zolfo e monossido di carbonio, per effetto dei miglioramenti tecnologici. Permangono invece i problemi legati alle polveri e all'ozono.
A quegli inquinanti, cioè, che non dipendono da un'unica sorgente. Una loro riduzione può avvenire solo attraverso interventi su più tipologie di sorgenti e su aree molto vaste, che per l'ozono può essere addirittura il livello europeo. Per quanto riguarda la qualità delle acque, dei 424 corpi idrici superficiali presenti in Friuli Venezia Giulia, più del 50% di quelli monitorabili ha raggiunto uno stato di qualità ecologico elevato o buono. Per quanto riguarda le acque sotterranee, su un totale di 38 corpi idrici con monitoraggio in 170 stazioni, 27 mostrano uno stato di qualità chimica buono, mentre 11 corpi ne hanno uno scarso. Lo stato ecologico delle acque di transizione lagunari è buono in 3 dei 17 corpi idrici monitorati. In 4 corpi idrici la qualità è scarsa e in 10 è insufficiente. Questi ultimi dati, a giudizio di ARPA FVG, non devono tuttavia preoccupare, poiché l'ambiente lagunare è un ambiente naturalmente stressato a seguito dei continui apporti di acqua dolce al gradiente di salinità. È eccellente la qualità delle acque di balneazione, 57 stazioni di monitoraggio, il 97% delle stazioni presenta qualità eccellente. Per quanto riguarda le pressioni portuali, il rapporto offre un aggiornamento anche sullo stato di avanzamento delle bonifiche dei siti inquinati presenti in Friuli Venezia Giulia. 2 i siti di interesse nazionale, quello di Tor Viscosa, la cui area è stata ricalibrata grazie alle nuove conoscenze scientifiche, e quello di Trieste, che a sua volta è stato riperimetrato nell'area del canale navigabile. È stata presentata l'indagine geomorfologica sul litorale gradese per limitare le zone a balneabilità limitata. Lo studio sul fenomeno dell'avanzamento del banco sabbioso della Mula di Muggia permetterà di avere un quadro conoscitivo del territorio il più ampio e circostanziato possibile per pianificare opportune misure e formulare proposte adeguate a contemplare lo sviluppo delle attività turistiche con la salvaguardia delle aree naturali. Lo ha affermato l'assessore regionale all'ambiente Sara Vito nella sala consiliare del municipio di Grado, riferendosi all'indagine geomorfologica sul litorale gradese. Lo studio, frutto di un accordo attuativo di collaborazione fra Regione e Ateneo di Trieste, è stato presentato ieri da Giorgio Fontolan, professore di morfodinamica costiera e di sedimentologica applicata all'Università di Trieste. La presenza verso il mare di questo sistema di banchi sabbiosi semisommersi rappresenta per la città di Grado da sempre una preziosa risorsa ambientale ed economica. I suoi naturali spostamenti comportano perciò cambiamenti dell'assetto costiero, non sempre ideali per la fruizione turistica. Da qui la necessità di poter disporre di una puntuale base conoscitiva scientifica da utilizzare per una corretta programmazione e pianificazione costiera per dare soluzioni adeguate. L'eccesso di sedimenti distaccati dalla costa crea delle zone di balneabilità ridotta, ha precisato Fontolan. Quindi è necessario trovare un giusto compromesso che risolva il problema senza alterare lo status quo e senza sfavorire le esigenze turistiche. Nel dettaglio, lo studio geomorfologico sulla peculiare conformazione dei litorali di Grado si è tradotto in un'attività di raccolta dei dati esistenti di analisi, con particolare attenzione della zona delle spiagge gradesi e l'antistante deposito di sedimenti, denominato Banco della Mula di Muggia. L'indagine conoscitiva ha previsto la raccolta, il riordino e la lettura in chiave critica del materiale disponibile, ovvero i dati pregressi in termini di cartografia storica, rilievi topobatrimetrici e foto aeree, e la digitalizzazione dei dati che sono stati ritenuti utili. Dopo questa prima fase si procederà all'aggiornamento e l'integrazione dei dati per individuare le criticità e le possibili soluzioni. Con questi primi dati è stato possibile ricostruire forma, posizione, caratteristiche ed evoluzione del banco della Mula di Muggia, del canale di Primero e della foce dell'Isonzo. Lo studio ha evidenziato anche le analisi dei volumi di sedimento persi e guadagnati nel tempo. Il volume sedimentario del banco ha registrato un incremento in circa 40 anni di oltre 4 milioni di metri cubi di sabbia, un dato quest'ultimo significativo perché l'eccesso di sedimenti non crea un problema di erosione e di riduzione delle spiagge. Un bilancio di questa entità, ha precisato Fontolan, è estremamente rilevante. Simili situazioni non sono comuni e sono positive soprattutto nell'ottica dell'innalzamento del livello marino in atto, nei confronti del quale la capacità di resilienza dei sistemi costieri è anche legata alla disponibilità di sedimenti.
Il trasporto delle bramme d'acciaio via mare dalla fine dello scorso anno ha evitato il passaggio di circa 2300 camion sulle strade cittadine. Dalla fine dello scorso anno ad oggi sono 80.000 le tonnellate di bramme trasportate via mare dal porto di Monfalcone alla zona industriale dell'Aussa Corno, modalità questa che ha prodotto come conseguenza l'eliminazione del passaggio di circa 2300 camion dalle strade per la movimentazione delle barre di acciaio. Da aprile inoltre partirà anche il trasporto via ferro, lo ha affermato l'assessore regionale Maria Grazia Santoro rispondendo oggi in aula a Trieste ad un'interrogazione presentata dal consigliere del Movimento 5 Stelle Cristian Sergo su questo specifico argomento. Finora i servizi via mare, tra quelli sperimentali disposti autonomamente dai vettori marittimi e quelli avviati a seguito degli aiuti assicurati dalla Regione, hanno movimentato quasi 80.000 tonnellate di bramme, pari a oltre 2.300 camion che non hanno percorso le strade della Bassa Isontina e della Bassa Friulana. Santoro ha poi ricordato che la Giunta, con una delibera dello scorso 9 marzo, ha integrato le risorse per il trasporto via mare e confermato gli stanziamenti per quelli che utilizzeranno la ferrovia. Inoltre sono stati individuati anche i 2 soggetti che assicureranno l'avvio del trasporto delle bramme via ferro, ossia Mercitalia SpA e Interrail Srl. L'attività potrà essere da subito operativa senza alcuna ulteriore verifica dell'infrastruttura. Ciò significa, ha assicurato Santoro, che entro il mese di aprile possa quindi prendere il via anche la movimentazione con l'uso della ferrovia. A tutto questo si è aggiunta anche la previsione delle risorse regionali a sostegno del trasporto via ferro e via mare, per complessivi 1.380.000 euro. Il Comune di Gorizia è stato diffidato per aver nominato troppe donne nel collegio sindacale della SDAG. Il Comune di Gorizia ha ricevuto una diffida dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La motivazione? Sicuramente inusuale. Il Comune sarebbe reo di aver nominato un collegio sindacale tutto al femminile nella SDAG, la stazione doganali aeroportuali Gorizia che gestisce l'autoporto e di cui il Comune è socio unico. 3 le donne prescelte: Vilma Clemente, Rita Burelli e Roberta De Leonardis, mentre 2 uomini, Silvano Galeotto e Bruno Gomisek, sono stati nominati come supplenti, ma il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilevato un'anomalia contestando la violazione delle leggi che prevedono il cosiddetto equilibrio fra i generi all'interno dei vari organismi pubblici, con la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi, e ha invitato il Comune a procedere alla nomina di almeno un componente di sesso maschile per rispettare l'equilibrio di genere. Il sindaco Rodolfo Ziberna ha così commentato: «Naturalmente quando è arrivato questo richiamo mi è venuto da ridere perché ho pensato che queste leggi sono state fatte per favorire l'accesso delle donne in tutti i livelli dell'amministrazione pubblica, sia politici sia tecnici. E nel momento in cui questo obiettivo viene raggiunto, andando addirittura oltre, ecco che arriva il blocco». Peraltro va anche detto che questa norma vale solo per i primi 3 mandati consecutivi dopo l'entrata in vigore della normativa, mentre in seguito si può tornare alle abitudini precedenti. In ogni caso, visto che si tratta di obblighi di legge, rimedieremo sostituendo una delle donne del collegio sindacale con un uomo. L'ente isontino, quindi, pur essendosi dimostrato controcorrente rispetto alla classica tendenza di inserire le donne all'interno delle istituzioni soltanto per soddisfare le cosiddette quote rosa, dovrà provvedere quanto prima a sanare l'anomalia rendendo più azzurro il collegio sindacale della SDAG. Critiche da parte di alcuni consiglieri regionali di minoranza sulle modalità della scelta di Anna Di Pasquale quale amministratore unico della società Autostrade Alto Adriatico. La Giunta per le nomine del Consiglio regionale ha espresso parere favorevole a maggioranza alla proposta avanzata dalla Giunta di nominare Anna Di Pasquale amministratore unico della società Autostrade Alto Adriatico. Si tratta di una società in-house di nuova costituzione per l'esercizio della concessione autostradale che verrà affidata alle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, regioni che su questa designazione hanno già raggiunto l'intesa. Anna Di Pasquale, nata a Tricesimo, è avvocato libero professionista ed esercita attività di consulenza a società pubbliche in-house che gestiscono servizi pubblici locali. In precedenza, dal 2006 al 2011, ha ricoperto incarichi in Autovie Venete.
Critiche sono state espresse da Colautti di Alternativa Popolare e Zilli della Lega, non sulla persona ma sul metodo, sui tempi troppo stretti con cui si è chiesto il parere della Giunta delle Nomine, che così viene svilita del suo ruolo. Ret di Autonomia Responsabile ha chiesto chiarimenti di carattere tecnico, mentre Ussai del Movimento 5 Stelle ha messo in evidenza alcune imprecisioni contenute nel curriculum. Rotelli del PD ha invece sottolineato come due regioni politicamente distanti come Veneto e Friuli Venezia Giulia abbiano concordato sull'obiettivo, il percorso e la persona. L'assessore Peroni ha replicato facendo presente che il lungo percorso che richiede tale operazione impone tempi stretti, anche perché il Consiglio regionale è a fine legislatura e la Giunta regionale ha ancora poco tempo a disposizione per la sua piena operatività. La campagna elettorale nelle aule di fatto è già cominciata. Il prossimo 20 marzo a Gorizia sarà presentato il bando per gli interventi di sostegno all'area di crisi dell'Isontino. La Direzione Centrale Attività Produttive, Cooperazione e Turismo e la Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Ricerca e Università, in collaborazione con Confindustria Venezia Giulia, organizzano per martedì 20 marzo 2018 alle ore 16:15 un incontro informativo dedicato alla presentazione del canale contributivo POR-FESR a sostegno dell'area dell'Isontino e dei principali strumenti di incentivazione per le politiche attive del lavoro, incentivi e agevolazioni alle assunzioni, progetto People e Garanzia Giovani, che si svolgerà a Gorizia nella sala riunioni Confindustria Venezia Giulia in via degli Arcadi 7. In particolare il bando finanzia con 1,5 milioni di euro gli interventi di sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive dell'area di crisi dell'Isontino, per attrarre nuovi investimenti e accompagnare il riposizionamento competitivo delle imprese già insediate e rilanciare le attività del settore manifatturiero. Per accedere ai finanziamenti è possibile presentare la domanda dal 1 marzo 2018 al 12 aprile, con modalità previste sul sito della Regione. L'iscrizione all'incontro è obbligatoria scrivendo una mail all'indirizzo infopor@regione.fvg.it. È stata inaugurata nel Palazzo del Consiglio regionale di Trieste la mostra Cattivo Frank di Lanfranco Brisighelli. Gli spazi espositivi del secondo piano del Consiglio regionale di Piazza Oberdan, da oggi fino al 31 maggio, ospitano alcune significative opere di Lanfranco Brisighelli, raccolte nella mostra intitolata Cattivo Frank. Sculture, monili e oggetti che testimoniano i percorsi creativi dell'artista, le sue tecniche e modalità di lavorazione, svelando le capacità dell'autore di vedere l'intrinseca bellezza, il valore simbolico e le potenzialità di una nuova vita di materiali semplici, a volte poverissimi, spesso degli scarti, che hanno esaurito ogni funzione, ai quali donare nuove possibilità di diventare gioiello, di esprimere ancora bellezza, di essere oggetto simbolo di regalità, di evocare un richiamo ancestrale che al tempo stesso risulta moderno e perciò in grado di parlare a ciascuno. Ci sono opere che conservano anche in questa sede istituzionale il fascino di una teatralità e di una forza scenica già sperimentata altrove, come i gioielli e alcune sedute utilizzate per la Medea interpretata da Giuliana Musso in teatro. E ci sono oggetti nati da circostanze particolari che contengono anche una sfida per l'artista, come la trasformazione in gioiello di un frammento di vetro raccolto all'ex reparto del manicomio di Udine, dove venivano internate le donne problematiche e sul quale è tentata una fusione di bronzo in osso di seppia che sorprendentemente ha retto al calore, dando origine a un oggetto indivisibile dal suo racconto e prezioso indipendentemente dal suo apparente valore materiale. Brisighelli, udinese, pronipote di un orafo di Casa Savoia e nipote di un fotografo e di un meccanico di biciclette, porta in tasca un diploma di perito aeronautico conseguito all'Istituto Malignani, ma ben presto inizia a fare l'orafo e coltiva la voglia di farsi provocare dai materiali e di sperimentare il loro divenire anche quando il risultato atteso è sconosciuto e inimmaginabile, e l'esposizione ospitata dal Consiglio regionale offre una significativa panoramica di queste sfide. Sempre in Consiglio regionale, fino al 10 aprile, sarà visibile anche la mostra di Walter Zironda. La sede triestina del Consiglio regionale di Piazza Oberdan ospita la mostra di Walter Zironda, architetto vicentino di nascita e udinese di adozione, che espone una significativa rassegna delle sue opere declinate secondo linguaggi pittorici, figurativi e astratti.
Oli su tela nei quali si susseguono figure e volti, paesaggi, alberi e cavalli, ma anche innumerevoli forme, un insieme di opere che anche nel bel decalogo a Corredo documenta la produzione degli ultimi anni, quando sviluppa un lavoro di studio sulla forma dei corpi, umani o astratti, progettandola con il linguaggio grafico, poiché per l'artista pittura e disegno sono una cosa sola. Sullo sfondo del suo lavoro narrato nelle opere esposte si delinea la riflessione del pittore sul ruolo dell'arte, astratta o figurativa, percettiva o concettuale, e della pittura in particolare, caduta in disgrazia con l'avvento della fotografia. Da arte maggiore, la pittura sta già tornando strumento utile ad altri fini e mezzi e comunque potrà egualmente avere un lungo futuro. Per Gironda, infatti, ogni attività dell'uomo è tecnica e ogni tecnica prima o poi tramonta, ma non necessariamente si estingue. Smette di essere padrona, ma torna a servire qualche scopo utile. Domani, avverte l'artista, forse capiremo meglio quale potrà essere lo scopo utile della pittura. Costruire e disporre graficamente forme simboliche o realistiche entro lo spazio bidimensionale della tela per affermarle, sentirle e comprenderle di più. L'esposizione sarà visitabile fino al 10 aprile. Domenica 18 marzo alle ore 11 a Gorizia, nella Galleria Seghizzi di Corso Verdi 85, sarà inaugurata la rassegna primaverile di pittura con l'esposizione di opere degli artisti Giovanni Gabassi, Alexander Peca, Franco Pin, Mario Snaidero e Beppino Tosolini. Sempre domenica 18 marzo alle ore 18 presso il Kulturnidom di Gorizia in via Brass numero 20, nell'ambito della 15ª edizione del Festival Comico Comigo, si terrà lo spettacolo Maumui Scriblic Mataran in musiche, un fabulazzo giocoso in musica nato da un'idea di Walter Sivilotti e Franca Drioli, con protagonista la vulcanica attrice Marina De Iuli. Ed ora le previsioni meteo. Giovedì 15 marzo, cielo da nuvoloso a coperto, in giornata sarà possibile qualche pioggia locale. Situazione in peggioramento dal pomeriggio sera con precipitazioni diffuse, anche abbondanti ad est. Sulla costa in serata soffierà a scirocco sostenuto. In pianura i venti saranno deboli e proverranno da sud-sud-ovest. La temperatura massima registrata sarà di 12 gradi e la minima di 6. Venerdì 16 marzo, di notte e prima mattina piogge abbondanti, libeccio sulla costa. In giornata precipitazioni in attenuazione, ma dal pomeriggio sarà ancora possibile qualche locale rovescio. La temperatura massima registrata sarà di 14 gradi e la minima di 7. Per oggi è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del Telegiornali di Telemare.